Ognuno di noi ha un segreto. Pure io tengo un segreto. Non posso leggere ovviamente, ma andiamo a leggere lì la gente. Quando mi ubriaco vado a fare la pipì spessissimo, grazie al cazzo tu bevi e quindi fai sempre la pipì. Era a dormire da una mia amica ed era abbastanza ubriaca. Ed era notte, dovevo andare al bagno ma stavano dormendo tutti e non volevo fare casini con lo sciacquone della terra. Ho pisciato nel cestino dell'immondizia per 4 volte. Che tiene la pompa, tiene. Non riesco a smettere di ridere quando si pensa. Però fa schifo senza, era meglio che gli vinto un bagno e tiravo un sciacquone. Perché poi pensi che la spazio in me munnezza, no? Tutto un po' perché schifo, Donna di 14 anni. Donna però, donna. 12. Ho un sacco di paura che i miei scoprono che dico un sacco di parolacce. Se cercate di vedere i video miei per piacere, cioè in già tecnica non ho passo fatto, cioè tu dici parolacce ma non devi vedere i video miei, cioè non già zecchi per piacere, già zecca. Donna di 24 anni. Ogni volta che faccio fighi di bue con il mio ragazzo, spesso mi sbatte al muro con la forza e violenza, provocandomi lividi e dolori. Gli piace che io sia sottomessa. La cosa più imbarazzante è che voleva che io fighi fassi con il suo cane. Uè! Ma anche cane! Anche lui mi sbatteva con... cane, ti sbatteva con violenza! Che stai a dire? Ho paura che mi abbia infettato qualcosa alla bocca e alla patatina. Feci pure... Uè! Che fa certo che sto cane, ma no! Veramente, ma anche i cani, uè! Che schifo! Donna di 24 anni, tu sai che hai stato schifoso. Donna di 20 anni. Una volta ho vomitato. È strano, da fare una mirca perché nessuno mai ha vomitato, quindi è stranissima questa cosa. Questo è un segreto, ragazzi, che... Donna di 18 anni. Con mio ex ragazzo avevamo fatto l'amore sul lavandino. Cioè, come fai a fare l'amore sul lavandino? Cioè, tu sai che gli vira la coppa sul lavandino ed era già un po' spaccato. Mi si è rotto di sopra e ancora oggi, dopo 3 anni, ho un segno sul braccio. Un divano, una seggia, un lettino, una seggia niente per fare queste cose, niente proprio. Cioè, niente, piace proprio un lavandino, perché ormai ti mette la fissazione tutto quanto questo lavandino. Si può fare foto e si può fare tutto il marino, la facita proprio. Uomo di 14 anni, e si dica che è uomo, è uomo. Secondo voi come faccio a fare fighi con una? Cosa gli dico? Allora, tu fai una cosa, ti presenti da lei, no? Dici, ciao, ti sono nome tuo. Senti, io vorrei fare fighi di busciaco da qua per te, con te, cioè, siamo a sentimento forte. E mi resta che triste, cioè, che spazio mi suorisce, ok? Ma che suorisce? Ma non stanno gli uomini di una volta, che ti stavano a tu portone facendo tutti tempo, che cosa gli dico? Ma che si arrisce, fallo e basta, fa! Uomo di 18 anni. Da piccolo ho bevuto la pipì, è salata. Invece mi ha tutta la Coca-Cola, è frizzante. Uomo di 14 anni nata volta. Da piccolo ho avuto la geniale idea di cambiarmi le mutande. Wow! Salto con le mutande, che bella cosa! Nel giardino di casa, ad un certo punto, una signora apre la finestra e mi vede. Grazie a cazzo, no? Se tu gli vieni in dolcezza a attaccare la mutanda, non credo che qualcuno dovrei, ma se ti metti in mezzo al giardino, se faccio un vero con fraria all'apo, ma è normale! Donna di 16 anni. Ho tradito il mio ragazzo con un tipo di cui la mia amica è innamorata da più di 3 anni. Il problema è che lo vorrei rifare. Che dite? Che si una zoccola!